All'insegna dell'entusiasmo e della sentita approvazione, l'appuntamento di Ruote nella Storia, che per 2 giorni ad inizio ottobre ha regalato una suggestiva e coinvolgente rievocazione storica, grazie anche alla concomitanza con l'evento Galatina, come eravamo, organizzato dall'associazione Consiglio di Quartiere Rione Italia. Meravigliose ed uniche vetture d'epoca dal fascino e la storia ineguagliabili si sono incrociate alle vicende narrate dagli attori che, in autentici abiti da scena, hanno rievocato la storia di questa affascinante località in provincia di Lecce, com'era nella prima metà del Novecento. La manifestazione, nata dalla perfetta sinergia tra ACI Storico e Automobil Club d'Italia, è ritornata in Salento e dopo Otranto nel 2021 e Lecce nel 2022 ha offerto un'esperienza totalmente immersiva, non solo per i partecipanti all'evento, ma per tutti gli spettatori curiosi ed affascinati dallo spettacolo, nel quale il leitmotiv è stato la valorizzazione dell'importanza delle vetture storiche, entrambi pilastri portanti di Ruote nella Storia. Ad evidenziare la bellezza di manifestazioni come quella tenutasi a Galatina, anche il presidente dell'Automobil Club d'Italia, l'ingegner Angelo Sticchi Damiani, appassionato e competente cultore in prima persona dell'importanza delle auto storiche e vicino da sempre, come ACI, ad iniziative che esaltano il valore del motorismo in ogni suo aspetto. È bello ritornare qua, in questo salotto, perché questo è un salotto, e soprattutto credo che in questo modo noi stiamo veramente onorando l'idea di motorismo storico. Il motorismo storico serve proprio a questo, a far usare le macchine che stanno in garage, ma soprattutto vivere una giornata così in spensieratezza. Il tempo è straordinario, la cittadina è bellissima e questo tuffo nel passato penso che sia veramente il modo migliore per valorizzare questa iniziativa che da 5 anni ha preso la Club d'Italia e oggi, quest'anno, penso che sfioreremo gli 80-90 ruote nella storia in tutta Italia. Grande successo, ci fa piacere, credo che una delle più belle sarà proprio questa. A garantire la riuscita perfetta di questa tappa della manifestazione, la collaborazione attiva ed imprescindibile dell'Automobil Club Lecce, presieduto dall'ingegner Francesco Saverio Sticchi Damiani e diretto dalla dottoressa Francesca Napolitano. Questa è la terza edizione di Ruote della Storia. L'anno scorso eravamo a Lecce in piazza Sant'Oronzo, quest'anno dovevamo fare qualcosa di più per cercare di dare continuità. E abbiamo fatto questa bellissima partnership, un bellissimo gemellaggio con il Comune Galatina, con questo evento di Ruote nella Storia con Galatina come eravamo. Grandissima accoglienza, il pubblico, ed è veramente una cosa magnifica. Aspettiamo domani per la continuazione di questo bellissimo programma. Nel Salento, ma anche in altre realtà, si lavora in forte sinergia con i sindaci. Queste iniziative sono iniziative che dimostrano quanto il nostro territorio, anche grazie a interessantissime manifestazioni come quella di stasera, che muove le persone, la cittadinanza, in un contesto anche che favorisce la coesione sociale. Le auto d'epoca, paradossalmente, non in un contesto anche di serenità generale e culturale, interessano trasversalmente tutte le generazioni. Sembra un connubio studiato per anni, in realtà è venuto alla luce in maniera molto naturale dopo una serie di colloqui con gli amici di ACI Storico, perché sin da subito è apparso evidente la grande forza di questo progetto di portare questa manifestazione nel cuore della nostra Galatina, in quello che è uno scrigno di bellezza a detta di tanti e che non può altro che incrementare questa forte attrattiva per tutti gli amanti delle bellezze culturali ed artistiche. Quindi si propone in questa circostanza, con Galatina come eravamo, di far fare a tutti gli amici visitatori un tuffo nel passato per riproporre non solo quelli che erano gli antichi mestieri, le arti, le usanze, i costumi, ma al tempo stesso di coniugare tutto ciò alla presenza delle auto storiche col bollino di qualità di ACI Storico. E quindi, le ripeto, siamo fieramente in Puglia e continueremo ogni volta che ci sarà l'occasione a raccontare questo scrigno incredibile di bellezza che è il nostro territorio e il nostro centro storico. In questo evento, come nello spirito della manifestazione sin dalla sua prima edizione, si è coniugato perfettamente motorismo e patrimonio paesaggistico, storico, artistico e tradizionale d'Italia, passando per luoghi spesso sconosciuti o poco valorizzati.
Abbiamo fatto nostro questo motto We Are in Puglia perché noi siamo in Puglia, vogliamo valorizzare la Puglia, i gioielli della Puglia. Lo è tutto il Salento, ma oggi permettetemi di fare i complimenti a una splendida Galatina che è nel massimo del suo splendore. Ruote nella Storia nasce proprio per abbinare i gioielli motoristici a quelli culturali del posto. Siamo davanti alla chiesa di San Pietro, ma ricordiamo anche la cattedrale di Santa Caterina d'Alessandria, i manifesti palazzi qui intorno che sono bellissimi. E è un barocco che esplode in questa luce gialla di questa domenica di sole e ovviamente anche di queste splendide macchine. Quindi il patrimonio c'è, tocca a noi preservarlo e valorizzarlo. L'esempio importante dell'evento leccese è una prova di quanto la manifestazione motoristica culturale continui a raccogliere successi e consensi da ogni parte d'Italia. E questo non può che esaltare ACI Storico, diretto dall'avvocato Vincenzo Aleanza, che in questo 2023 compie il suo 10° anniversario dalla nascita. Ruote nella Storia porta queste auto che fanno come dire, girare la testa, che fanno brillare gli occhi, le porta in giro per il territorio, attraversa luoghi, borghi, paesi, città bellissimi che vengono riportati all'attenzione di tutti. Un plauso particolare al Comune di Galatina e ai suoi cittadini che sono straordinari per partecipazione, per entusiasmo, per anche spontaneità, vivono questa manifestazione come se si calassero effettivamente in quel tempo, in decine e decine di anni fa. Ma devo fare anche un complimento sentitissimo, anche se un po' partigiano, per l'Automobile Club di Lecce. Bravi, 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 veramente una bellissima manifestazione, questo lavoro congiunto con il Comune di Galatina veramente rende onore a loro e a voi, complimenti. E per riprendere le parole usate dal direttore Leanza, tra le meravigliose auto che fanno girare la testa sono state presenti all'evento nella provincia di Lecce diversi modelli davvero unici, tra cui la Balilla anni 30 e la Topolino, la Jaguar MK del 1950 tanto amata dalla regina Elisabetta II, la Lancia Aurelia B24 convertibile America, protagonista nel film Il sorpasso di Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, la Jaguar E-Type Roadster alleata di Diabolic e la Mercedes SL fida compagna di Richard Gere in American Gigolo. Ed ancora la Lancia Appia del film La pazza gioia e l'Alfa Spider immortalata da Dustin Hoffman nel Laureato. Immancabili le mitiche auto popolari come la Fiat 500, il Maggiolino e la Bianchina panoramica. E poi la Lancia Delta integrale, vincitrice di tanti campionati del mondo rally ed una delle regine del motorsport. Ammirata anche la più conosciuta macchina del tempo a 4 ruote che esista, ovvero la DeLorean DM12, fedele ed inseparabile compagna di viaggio di Doc Brown, Christopher Lloyd e di Marty McFly, Michael J. Fox in Ritorno al futuro. È una Rally B24 del 55, che è la macchina più nota per essere stata la protagonista del film Il sorpasso di Dino Risi. È la macchina che io ho cercato a lungo. La macchina io personalmente ho voluto conservarla perché è un conservato ai fini collezionistici, in alcuni casi è anche più interessante. Questa è la DeLorean, la DMC12, l'ho comprata nel 2007 ad Amsterdam e proveniva da un museo dove è stata 17 anni. L'ho presa a 11.000 miglia, originali, tutta originale, completamente originale. La Morgan è dell'81, è stata importata da un medico di Bologna dall'Inghilterra. È completamente originale. Le Morgan sono delle macchine con scocca in legno di Frassino, rivestite poi con la carrozzeria in alluminio. Il Comune di Galatina ha dato un arrivederci ad iniziative tanto gradite attraverso le parole dell'assessore all'attuazione del programma. Grande entusiasmo, grande emozione, grande partecipazione per un grande evento. Ruote nella Storia incontra la città di Galatina, Galatina come eravamo. Questo connubio, questo matrimonio con l'Automobile Club di Lecce, con ACI Storico, è davvero cosa buona e giusta, direi. Un grazie particolare al presidente Sticchi Damiani, sia l'ingegnere Angelo che Francesco, presidente dell'Automobile Club Lecce,
e un particolare ringraziamento al sindaco Fabio Vergine, sindaco di questa splendida città. Tanti consensi non fanno che lasciare tutti gli ottimi presupposti per una prossima edizione. Nelle prossime puntate ancora esaltanti esperienze con Ruote nella Storia. L'appuntamento con Ruote nella Storia, che si è tenuto a fine settembre nella provincia di Forlì-Cesena, ha conquistato tutti i partecipanti all'autoraduno, ma anche i curiosi e gli avventori che hanno avuto modo di ammirare la meraviglia delle vetture d'epoca presenti all'evento, che ha avuto come incantevole sfondo i paesaggi panoramici delle colline forlivesi ed ancora Ronco, San Martino, Castrocaro, Dovadola, Rocca San Casciano e Galatea. Una tappa sicuramente tra le più emozionanti inserita nel vasto calendario della manifestazione voluta e coordinata da AC Storico, in perfetta connessione con l'Automobile Club d'Italia. Dopo i fatti rovinosi legati all'alluvione che nel maggio del 2023 ha colpito l'Emilia-Romagna, l'Automobile Club Forlì-Cesena si era trovato costretto a rinviare la data inizialmente fissata dal 27 maggio. Ma la determinazione e la forza che ha contraddistinto la regione in questo drammatico momento non ha spento il desiderio di rivalsa ed allo stesso tempo l'entusiasmo di continuare ad andare avanti anche con manifestazioni del carattere culturale. Infatti la scelta è stata quella di non rinunciare ad un appuntamento che sta diventando sempre più importante tra i tanti appassionati della provincia, ma proprio per condurre ancora l'attenzione sull'evento climatico catastrofico, la C locale ha deciso di non modificare la data originale in tutto il materiale utilizzato per la data del 30 settembre, rendendo emozionante un evento che ha ottenuto tutto il suo meritato successo. Grande consenso e soddisfazione per la riuscita della manifestazione, ottenuto anche e soprattutto grazie alla collaborazione nell'organizzazione dell'Automobile Club Forlì-Cesena, presieduto da Gabriele Focacci e diretto da Stefano Zilla. La novità prima sicuramente quest'anno è stato un anno molto difficile per la nostra regione, per la nostra città in particolare. Abbiamo avuto un problema estremamente importante a metà maggio e avevamo in programma l'edizione a fine maggio. Purtroppo l'alluvione ha creato una serie di guai anche nelle colline, ovunque, e non era possibile farla. L'abbiamo posticipata e ci ritroviamo oggi, che è fine settembre, in una giornata ancora direi molto calda e molto bella, con una risposta di pubblico o di partecipanti veramente importante. AC Storico, come abbiamo detto prima, è già il quarto anno, la quarta edizione, ogni anno è sempre un crescendo. Quest'anno avevamo un nutrito numero di iscritti, avevamo raggiunto circa 60 iscrizioni, poi per alcune deficienze finali tutti non hanno partecipato, quindi è un crescere continuo di anno in anno. Dalle prime edizioni, dove eravamo appena una trentina, abbiamo raddoppiato il numero dei partecipanti. Ciò significa che comunque il connubio tra storia, sport e cultura, anche quest'anno abbiamo abbinato una passeggiata sui colli con visite guidate, soprattutto quella all'eremo di Sant'Ellero, un'abbazia del V secolo d.C. con una location particolare bellissima posta sulle nostre colline. È un connubio, come dicevo, che funziona perfettamente, quindi la speranza è di poter crescere anche in futuro continuando a visitare e a conoscere la nostra terra. Come ha tenuto a sottolineare anche il presidente Focacci, sono state moltissime le prestigiose vetture d'epoca che hanno arricchito l'evento con la loro fondamentale partecipazione. Tra queste una Fiat 1500 Cabriolet, una Dauphine, un'automobile Primula, diverse auto bianche a 112, una Fiat 124, una Sport Spider, una Jaguar XJS ed una Subaru. Oltre ovviamente a decine di altri modelli dal design e la storia unici. La A112 del 1970, l'ho comprata 2 anni fa perché gli organizzatori di qualche gara le volevano dal 70 fino al 75, però qualcuna le voleva fino al 1970. Allora ho comprato questa qua, 70, quell'altra che ho è del 74, quell'altra è dell'81. Poi 10 anni fa, 12 anni fa, ho incominciato con queste macchine d'epoca. Prima però ho fatto una parentesi 40
di 40 anni ho fatto le gare con le moto da enduro, ho vinto 4-5 campionati marchigiani e poi mi ha preso voglia di queste qua. Ho incominciato nel 1954 ufficialmente, sì. Ho corso a Imola la prima gara in moto, nell'autodromo che ancora non era chiuso, ma era nelle stesse strade. Era nello stesso percorso, però ancora non era stato chiuso. Un'auto d'epoca è distinguere le macchine che sono veramente d'epoca e hanno un valore e le macchine vecchie. Le macchine d'epoca è una macchina che rappresenta il passato e ci sono diversi collezionisti che ne fanno, che fortunatamente ne tengono conto, ecco, tutto qua. Cerco sempre con i giovani di avere prudenza, di non eccedere, eccetera. E, fra l'altro ho un record che pur avendo 3 campionati italiani vinti e un motogiro, io non sono mai caduto e sono l'unico in Europa e per questo sono stato anche premiato dalla Federazione Motociclistica. Una giornata dunque in cui si è assistito ancora una volta, grazie anche alle prove di abilità che hanno coinvolto i partecipanti nel corso della manifestazione, al perfetto connubio tra promozione territoriale e cultura del motorismo d'epoca in un racconto nella storia tra passato e continua evoluzione. È un ricordo dei tempi belli passati, è la storia dei rally, è la storia anche dei nostri genitori ed è una cosa bella, molto. La mia auto è una Spider, un 124 del 1968, che ha ancora in originale, perché allora si usava, la marca da bollo sull'accendisigari. È blu, perché è un classico, è la terza, ho avuto un altro 1400, il 1600, volevo il 1800 ma non ho trovato quello che mi piaceva e ho trovato in mezzo alle galline un 1400, l'abbiamo fatto rimettere a posto e tutt'oggi guai che me la tocca. Nel 77 ho iniziato a correre per colpa di mio marito e di Gabriele Focacci, Automobile Club Forlì. E poi negli anni io ho superato loro, ho lavorato 10 anni in autodromo a Imola come responsabile sportiva e sono dal 1980 la terza in Europa insieme con la mia pilota Sara Clerici ad aver vinto un rally, nel senso che di aver messo tutti gli uomini di dietro e abbiamo vinto noi nel 92. Mi chiamo Bentivogli Carlo, omonimo di Bruno, che anche lui ha gareggiato agli italiani di rally e a quell'epoca ho gareggiato anch'io, a patente eseguita, già fatto le prime gare per continuare fino a una decina d'anni dopo. A livello italiano facevo il campionato italiano. Ecco, una vettura d'epoca, diciamo che non è stata la mia prima amore, però nel tempo ho capito che le macchine d'epoca hanno la sua storia, cosa che le macchine moderne magari non riesco a attribuirgli una storia. La mia auto adesso è una Lancia Beta del 79, è una Beta Coupé, e non è una macchina molto importante, però
ha fatto la sua storia, visto che nel tempo hanno fatto anche dei campionati dedicati proprio a questa macchina qui. Facendo fede al successo di questa edizione, è più che presumibile un appuntamento anche per il prossimo anno. Intanto, ancora per il 2023, Ruote nella Storia offre altre incredibili tappe che racconteremo nelle prossime puntate.